Buongiorno a tutti. Se vi accomodate, iniziamo i lavori. E allora, Pitteri e la porta. No? Così hanno messo là, non so. E allora cosa faccio? Rimango qua da sola? Sì. Dopo la consigliera e dopo me. No, allora, Frank. Non si spegne. Bene, grazie a tutti di essere qui presenti oggi. Come vi avevamo già aggiornato, abbiamo deciso di fare questo importante evento in diretta streaming in modo di dare la possibilità a chi non può essere presente di vederci, ma anche per che poi rimanga registrata questa giornata all'interno del nostro archivio. Perché riteniamo che comunque sia un momento importante per la nostra organizzazione avere l'occasione, come ogni anno ci dà la Giornata internazionale della donna l'8 marzo, di fermarci tutti per riflettere sui temi delle donne, ma in particolar modo con oggi appunto anche avere l'occasione di presentare questo importante libro che è stato scritto qui alla mia destra, lo vedete, da Mauro Pitteri, che come CIS del Veneto abbiamo appunto incaricato per avere un quadro che non era ancora stato focalizzato di tutta l'attività politica e parlamentare di Tina Anselmi a favore delle donne. Perché è importante che si tenga traccia di un lavoro importantissimo del quale ancora oggi come donne ne stiamo beneficiando e che poi approfondiremo in maniera dettagliata direttamente con l'autore. Ringrazio di essere qui presenti, accanto a me l'abbiamo invitata ad esserci a fianco e accompagnarci in questo percorso la nostra ex segretaria generale Franca Porto, che con l'occasione torna anche a casa di amiche, ma nello specifico torna a parlare con noi di un percorso che ovviamente ci ricordava prima. Lei ha vissuto sin da ragazzina in prima persona, perché ovviamente tutta l'evoluzione del diritto della donna è stato un lavoro che è vero che ha fatto Tina Anselmi, ma accompagnata ovviamente da tante donne nel territorio, e voi sapete quanto fosse legata Tina Anselmi al Veneto e alla CISL, in particolar modo l'hanno sempre accompagnata nel prendere le decisioni giuste, nel capire quali fossero i bisogni reali in quel momento e lei aveva la capacità di farsene carico e di trasformarli poi in legge facendo le sue battaglie dentro in Parlamento, che come sappiamo non era sicuramente ieri, oggi un po' di più, ma sicuramente ieri non era preparato ad affrontare culturalmente certe tematiche. Perché ricordiamoci, in quel momento insomma c'era comunque una situazione in Italia che veniva fuori da un dopoguerra, da una situazione culturale ancora molto impregnata sulla
religione cattolica che era molto dominante nella cultura e nelle scelte della famiglia e in particolar modo appunto della donna. Gli anni 70 sono stati importanti perché le stesse persone del partito della Democrazia Cristiana sono quelle, vedi Tina Anselmi, che hanno invece fatto loro queste battaglie e sono riusciti proprio a portarne a casa il risultato. E proprio per questo oggi abbiamo voluto dare un segnale anche di coraggio al mondo femminile, in particolar modo appunto a quelle donne, e poi le saluto e le ringrazio, alcune importanti rappresentanze le abbiamo con noi oggi, di donne che invece nei loro paesi stanno ancora lottando fortemente per avere appunto diritti che portino anche loro a vedere riconosciuto il loro essere donna, accompagnato dalle tutele e da dei diritti che oggi purtroppo non riescono ancora a beneficiare per conflitti in corso e tensioni. E quindi abbiamo legato questo momento a una parola d'ordine, che era la parola d'ordine che poi ritrovate anche nel libro dell'Assemblea delle donne dell'ONU del 2000, che aveva come tema, come obiettivo per il 2000 si era data parità, sviluppo e pace, perché già allora e ancora allora avevano capito che per le donne era fondamentale avere la parità, che la parità delle donne avrebbe portato lo sviluppo e che la pace si raggiunge solo quando si ha uno sviluppo equo. E quindi sono tre circostanze che devono essere valorizzate e che sono anche concatenate. Non si può aver pace fin tanto appunto che non c'è parità e sviluppo per tutti. Allora, in questa ricorrenza della Giornata internazionale delle donne, rilanciare il tema dello sviluppo per tutti, della parità per tutti e della pace per tutti ci sembrava importante e quasi doveroso, direi, per la situazione che oggi stiamo riscoprendo essere ancora viva in questo pianeta, che è quella delle guerre che non hanno fine, perché poi ci racconteranno le nostre amiche, insomma, a partire dall'Afghanistan e in generale poi appunto nei territori dell'Iran e Siria abbiamo situazioni ancora molto complicate, la guerra che c'è scoppiata alle porte dell'Europa in Ucraina. E come avete visto, insomma, ho già preso a riferimento tre importanti situazioni che di fatto, insomma, sono fuori dalle nostre porte e che oggi hanno la necessità di vedere anche attraverso le parole che ci racconteranno le nostre amiche, la situazione vista appunto non solo dal fronte delle notizie nei telegiornali, ma viste anche dal fronte di chi continua a relazionarsi con le persone normali che vivono lì e che appunto in questo momento stanno soffrendo. Quindi io credo che insomma, i temi sono tanti, abbiamo voluto mettere tanta carne al fuoco, però credo che adesso, dando la parola alla nostra consigliera di parità, che non vedete, ma saluto anche lei che è presente con noi a seguire i nostri lavori, Francesca Torelli, che ci porterà i suoi saluti in questo momento. Buongiorno Francesca, ti ringrazio di essere con noi. Ti do subito la parola prima di appunto chiudere il mio intervento per i saluti. Velocemente, quindi, dopo i saluti della nostra consigliera di parità della CIS del Veneto, daremo la parola all'autore Mauro Pitteri, poi porterà il suo contributo, ma anche insomma la sua così esperienza di donna in prima linea in tutto questo tempo, Franca Porto. Dopodiché avremo le nostre amiche
che adesso chiamo per nome, anche se parto da Primavera Persiana, perché la nostra amica iraniana è qui e però non può ovviamente manifestare le sue generalità. Tant'è che nel momento in cui farà il suo intervento, e la ringraziamo perché sappiamo quanto costi a lei, ma quanto invece al contrario, la ringraziamo per questo, è utile a noi avere anche il suo contributo. E in quel momento oscureremo il video e silenzieremo anche il... E silenzieremo anche l'audio, e questo lo dico agli amici e amiche che ci seguono dalla diretta. Dopodiché ci sarà Gulala Salih, che salutiamo anche lei con un applauso, dell'associazione UDIC, Donne Italiane Kurde, che ci racconterà la sua esperienza. Abbiamo poi l'amica Maria Curasani, che è un'imprenditrice e anche portavoce dell'associazione A2030 e che ci viene a raccontare della situazione delle donne in Afghanistan. E in arrivo adesso, sta arrivando, ce l'ha appena comunicato, c'è anche la nostra amica che abbiamo già avuto modo di conoscere, Marina Sorina, che ci parlerà della situazione invece delle donne in Ucraina. Fatte le presentazioni, ringraziamo tutti, in particolar modo ringrazio qui a fianco a me Gianfranco Refosco, il nostro segretario generale, perché ci dà appunto il suo supporto e anche la sua presenza in tutti i nostri lavori, e farà poi le conclusioni. Quindi grazie anche a Gianfranco, grazie a tutti. Francesca, a te la parola. Buongiorno a tutti. Innanzitutto io ringrazio la CISL, ma anche l'autore di questo splendido volume per l'attività che ha fatto, non sicuramente facile, di ricondurre a unità una figura che si è spesa in tanti e diversi ambiti. Uno di questi è sicuramente l'ambito del lavoro e della presenza delle donne nel mercato del lavoro e nell'impresa. Io sono la consigliera di parità della Regione del Veneto e questa istituzione è una istituzione particolare, nel senso che in Europa siamo, credo, l'unico paese che ha istituito questo tipo di figura dedicata al mondo del lavoro e delle donne nel mondo del lavoro, con funzioni di garanzia a livello territoriale, quindi ci sono le consigliere di parità provinciali, regionali e nazionali, che hanno il compito, l'importante compito di presidiare se nel territorio di riferimento tutto l'assetto normativo relativo alle politiche antidiscriminatorie, in particolare di genere, vengono applicate, trovano applicazione. Ma se io sono qui a parlarvi, posso dirvi che è proprio grazie anche all'attività importantissima di Tina Anselmi. Non è stata lei la firmataria della norma che istituisce questo tipo di figura, questa norma è del 1991 ed è stata comunque sottoscritta da una ministra del lavoro donna, Rosa Russo Iervolino, ma le prime norme sulla tutela antidiscriminatoria delle donne specifiche nel contesto lavorativo sono a firma di Tina Anselmi. E devo dire anche facendo uno slancio particolare per quanto riguarda l'Italia, nel senso che la norma una delle norme più importanti ma specifica per la discriminazione è la legge 903 del 1977, che riprende e cerca di dare concreta attuazione all'articolo 3 della nostra Costituzione e l'articolo 36 della parità di retribuzione fra uomini e donne. Cosa fa di tanto particolare? C'erano state due direttive, una la direttiva del 1975 e la direttiva del 1976, e pur avendo un orizzonte temporale più ampio per la loro
trasposizione in norma italiana, Tina Anselmi riesce a fare un'operazione per far confluire entrambe queste direttive nella legge del 77 e renderle quanto prima operative anche nel nostro paese. E questo non succede di frequente. Normalmente siamo un paese che aspetta l'ultimo momento possibile per attivare e rendere applicabili nel territorio nazionale quanto l'Europa ci chiede di fare, e che sotto questi profili, essendo l'Europa composta da paesi che hanno estrazioni culturali molto differenti, voi capirete, non sempre siamo i primi o i più virtuosi. Lo siamo magari dal punto di vista normativo, per esempio la figura delle consigliere di parità è qualcosa di virtuoso, ma poi nell'applicarlo, dare concreta applicazione a quanto viene stabilito dalle norme, sicuramente c'è un discreto ritardo. Pensiamo anche che sotto il profilo della maternità e tutela della maternità abbiamo delle norme molto avanzate che danno diritti importanti, tant'è che le modifiche poi fatte a livello europeo sotto certi punti di vista non hanno cambiato molto l'assetto italiano, ma nell'esecuzione pratica abbiamo grandissime criticità, come dimostrano tutti gli abbandoni del lavoro da parte di donne che hanno un figlio, 2 figlie, con 3 figli è quasi scontato che si lasci il posto. La giornata di domani è sicuramente una giornata importante, per quanto per il mio ruolo la festa della donna sia ogni giorno la festa della donna in ambito lavorativo, ovvero valorizzare il contributo che tutte le donne danno, ma sicuramente alcune donne hanno avuto modo di fare la differenza. E un altro tratto che caratterizza, a mio avviso, la figura di Tina Anselmi, poi magari l'autore mi sconfesserà, è questa capacità di aver anticipato questa parolina che abbiamo ereditato dall'Inghilterra, dalla cultura anglosassone, che è il mainstreaming. Sicuramente avete sentito tutti voi parlare del mainstreaming, delle pari opportunità. Io credo che Tina Anselmi il mainstreaming della questione femminile lo abbia sempre e naturalmente avuto presente ed esercitato in tutti gli ambiti di attività. Io vi ringrazio per lo spazio e vi auguro buon lavoro e grazie anche alle ospiti che avete citato, e sicuramente per qualcuna essere qui è molto più faticoso, oltre che un gesto coraggioso rispetto alla maggior parte di noi. Buon lavoro a tutte voi e a tutti voi. Grazie tante Francesca anche per il contributo che ci hai dato. Adesso vedremo il nostro autore se appunto integrerà il ragionamento che hai fatto tu, non credo sconfessandoti, perché siamo tutti d'accordo che ha anticipato i tempi appunto Tina, anche con i lessici, non solo con le circostanze e con i fatti. Ti ringrazio ancora e adesso do la parola appunto a Mauro. Parlo da qui così mi vedete. Ho acceso, sì. No, l'unica sconfessione che faccio è sull'inglese, perché la Tina Anselmi proprio l'inglese non lo masticava. Da questo punto di vista no, proprio lì. Ha studiato un po' di francese, ma con le lingue straniere sono sempre stato un suo, anche se poi ha girato il mondo. Allora, siccome la carne al fuoco è tanta, mi limito a dire qualcosa su quel che riguarda questo argomento, cioè lei nelle conferenze ONU, lei internazionale, lei che partecipa a Città del Messico, a Nairobi, in mezzo a Copenaghen, poi a New York, non va a Pechino perché ormai aveva finito la sua carriera politica, ma tutto il percorso lo ha fatto sempre come rappresentante del governo italiano nelle varie sessioni ONU che si sono occupate dell'anno internazionale della donna, che viene proclamato dall'ONU nel 72. Però non è che avesse avuto tanto successo, perché siamo sulla scia del 68, sulla scia dei movimenti femministi, anzi se andate a vedere i numeri F, che era la rivista femminista di quegli anni, si temeva che fosse il solito pateracchio, qualcosa di facciata, anche perché molti stati avrebbero voluto che si chiamasse anno di liberazione della donna.
Però questo non è passato perché la maggioranza degli Stati membri, più neutrale, ha preferito questa dicitura Anno internazionale della donna. E poi le femministe rappresentate poi da F criticavano il governo italiano per questo pateracchio, perché quando l'ONU indice l'anno internazionale della donna, l'Italia è ancora uno di quei paesi dove la donna viene discriminata, perché deve ancora essere approvata la legge sul diritto di famiglia, che sarà approvata solo nel 75. Quindi è ancora un paese dove vige il capofamiglia, la moglie che deve seguire il marito, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi sembrava quasi ipocrita questa adesione del nostro governo quando in Parlamento non si riusciva, per tutta una serie di motivi, tra i quali una cultura ancora prettamente di genere maschile, ad approvare il nuovo diritto di famiglia, che verrà approvato per fortuna dell'Anselmi, e grazie anche a lei e molte altre donne, e qui se è stato approvato è perché le donne di tutti i gruppi parlamentari hanno saputo fare fronte comune, è stato approvato solo nel maggio del 1975, è entrato in vigore in settembre, però in maggio, in tempo, qualche settimana prima che iniziassero i lavori della conferenza dell'ONU. Così l'Anselmi è potuta andare, togliendo l'Italia, forse l'ultimo dei paesi europei, forse la Spagna perché era ancora franchista, o la Grecia, uno degli ultimi paesi europei dove ancora non vigeva tra i coniugi la parità, ma dove ancora prevaleva il capofamiglia e si dava per scontato che il capofamiglia fosse il maschio. Allora il governo indice una commissione che doveva fare i lavori di preparazione proprio per la delegazione italiana che doveva andare a Città del Messico, e la presidenza di questo comitato è affidata a chi allora era sottosegretaria al Ministero del Lavoro, ed era Tina Anselmi, anche perché aveva dei trascorsi da sindacalista, come sappiamo tutti, e come nel libro tento di chiarire, e che qui non dico perché purtroppo il tempo è tiranno. Quindi sarà lei a presiedere e a guidare la delegazione italiana a Città del Messico. I lavori di Città del Messico si svolgono in due sedi. Una è la sede delle rappresentanze governative, e qui Tina Anselmi ha modo di fare un discorso di ampio respiro, di cui adesso vi dirò qualcosa in sintesi, che però aveva già anticipato nel febbraio. E un'altra invece dove si riuniscono le organizzazioni non governative, e qui nel 75 le donne che venivano da partiti di ispirazione cristiana non sono riuscite a parlare perché venivano contestate in quanto la difesa della famiglia era ancora vista come in realtà un modo per continuare a tenere la donna oppressa nella cura parentale, eccetera, eccetera, eccetera. Anticipa in questo importante discorso che tiene sotto gli auspici di questa sigla pomposa Centro Italiano di Studi per la Conciliazione Internazionale, che allora aveva sede al Banco di Roma e al Banco di Roma lo pronuncia. Ricorda che quando l'ONU viene istituito, metà dei paesi aderenti non danno neanche i diritti politici alle donne. Quindi l'ONU nasce con metà dei membri con le donne che non hanno diritto di voto. L'Italia fa appena in tempo perché, come sapete tutti, il diritto di voto alle donne in Italia viene dato con una legge ancora voluta dai governi della Resistenza del 1945 che estende appunto anche alle donne il diritto di voto. Anche qui buone se non ultime penultime in Europa. E quindi la prima volta che le donne votano nel 1946 alle amministrative e poi nel referendum istituzionale e nei lavori per l'Assemblea Costituente. Ebbene, Tina Anselmi ci tiene sempre a rimarcare che se le donne sono riuscite ad avere quel diritto di voto è perché hanno partecipato alla Resistenza. Se non ci fosse stata l'adesione delle donne alla Resistenza, il processo per ottenere quei diritti politici sarebbe stato probabilmente molto più lento. Una partecipazione delle donne alla Resistenza che però è stata a lungo taciuta. Chi erano queste donne? Allora lei le definisce così: sono alcune di loro
che sono morte con atti di eroismo umano straordinario, che hanno mostrato a quali valori esse volevano improntare anche la vita politica, che poi doveva svolgersi sul terreno della libertà. Così iniziava il suo intervento per delineare i progressi che aveva fatto la condizione femminile in Italia e le lega al sacrificio di quelle donne che hanno combattuto contro non solo l'occupazione tedesca, ma anche contro quegli italiani che si sono schierati dalla parte della Repubblica Sociale, del fascismo, del nazismo. E quindi siamo negli anni 44-45. Allora cita queste donne che si sono sacrificate per salvare i giovani deportati, donne che sono state uccise perché avevano protetto ebrei. E le è rimasto in mente l'episodio delle donne di Carrara. I tedeschi volevano distruggere il borgo e quelle donne si sono piazzate davanti alle case: se distruggete il borgo assieme a noi, sfidando i lanciafiamme tedeschi. Ecco, questi sono i 3 episodi che lei ricorda, concetto che poi riprende in forma più sintetica proprio in sede ONU davanti alle rappresentanze di tutti gli stati che hanno aderito, e in questa prima riunione sono soprattutto stati dell'Europa occidentale e dell'America Latina. A Città del Messico manca ancora l'Asia e l'Africa, che invece saranno presenti 10 anni dopo a Nairobi. E lo dice proprio in forma molto più sintetica, lo dice così, inizia così il suo discorso a Città del Messico. Il cammino della donna italiana verso la parità ha inizio con la caduta del fascismo, quando le viene riconosciuto il diritto di voto anche in considerazione del grande contributo che essa ha dato alla resistenza. Quindi le donne resistenti sono le donne che hanno permesso all'Italia di procedere più velocemente dopo un ritardo accumulato anche a causa del ventennio fascista. Nel corso degli anni questa convinzione è proprio sempre è stata in lei, questo stretto legame tra resistenza, donna, cammino verso la parità. Nel 92 interviene alla Columbia University e afferma di nuovo, quindi quasi 20 anni dopo, che la presenza della donna nella vita politica in Italia risale alla lotta contro il fascismo. Questo lo dice davanti a questi studenti di questa università americana. La resistenza, parole sue, segna una svolta significativa per la donna italiana. Essa scopre che la politica si lega alla vita e che anche la donna, come cittadina, deve fare la storia e non subirla. Siamo nel 92. Lo riprende ancora nell'ultima fase ancora cosciente della sua vita, proprio mentre si sta per ammalare, siamo nel 2005, partecipa a un 25 aprile, è un 25 aprile molto sentito perché sono gli anni in cui il governo di centrodestra stava mettendo in discussione alcuni principi della nostra Costituzione. Lei interviene a difesa della Costituzione, parla solo 5 minuti perché ormai non riesce a parlare di più, però lì snocciola le cifre. Perché? Perché finalmente si è cominciato a studiare l'apporto che le donne hanno dato alla resistenza. Abbiamo dovuto aspettare gli anni 90 perché si cominciasse a dire che ci sono state partigiane, combattenti, staffette, perché prima, per una questione culturale che in Italia è stato difficile superare, la partecipazione delle donne alla resistenza veniva oscurata. Quindi parla di 35.000 partigiane, di 20.000 patriote, 4.653 deportate e torturate. Anche questo, ci abbiamo messo 20 anni prima di ammettere che le donne italiane sono state torturate e seviziate negli interrogatori fatti dalla Banda Carità a Padova, per esempio, non tanto lontano da qua. La Banda Carità a Padova torturava e non guardava in faccia, anzi, alle donne cattoliche veniva inferta una tortura doppia, perché la prima cosa che facevano erano denudarle, proprio per svergognarle già all'inizio dell'interrogatorio davanti a tutti. Era un privilegio che veniva concesso a chi, secondo loro, militava in quella che era agli albori la Democrazia Cristiana dell'epoca, oppure le brigate autonome. Allora ancora lei a Milano pronunciò queste parole: la resistenza era guerra, ma una guerra che invocava la pace
Eravamo consapevoli che solo conquistando la pace avremmo avuto la libertà e avremmo costruito un mondo più giusto ieri come oggi. Ecco, il legame dunque con la Resistenza è chiaro. Per tornare al 75, lei, a differenza delle femministe di F, invece dava un giudizio positivo su quello che si era svolto fino a quel momento in Italia. Giudizio positivo però che ha potuto dare in extremis, come dicevo prima, perché la legge sul diritto di famiglia, con la sola astensione e voto contrario di quella che lei chiamava, senza tanti giri di parole, la destra fascista, solo con il voto contrario della destra fascista passò dunque a larga maggioranza nelle due Camere, ma fino all'ultimo settori della DC e il Partito Liberale contrastavano soprattutto l'idea dell'eredità, di tutta la parte economica, dei diritti, eccetera, eccetera, della reversibilità delle pensioni. Ecco, le parole d'ordine di Città del Messico sono queste, anziché parità, dice uguaglianza, ma insomma sono quelle poi che caratterizzeranno tutti i 10 anni della donna, perché a Città del Messico si decise che tutto il decennio sarebbe stato dedicato a far sì che tutti i paesi aderenti si impegnassero perché venissero superate quelle condizioni che non permettevano alla donna di essere pari, uguali all'uomo. E ritornava però a Città del Messico sulla situazione italiana. Come mai in Italia c'era ancora una larga disoccupazione femminile? Allora i motivi erano due, uno di carattere economico, e vabbè, è l'Italia degli anni 70, la prima crisi, poi sappiamo tutti che questo paese ha uno squilibrio tra nord e sud, eccetera, eccetera. Ma dal punto di vista, diciamo così, più attuale, le cause erano anche e soprattutto culturali, e lei le sintetizzava con questo slogan: la persistenza di una rigida divisione dei ruoli. Continua la persistenza di una rigida divisione dei ruoli, per cui si dà scontato che la cura della famiglia, dei figli e della donna. Portava una statistica che hanno fatto le donne della CIR di Torino in quegli anni. Mediamente una donna che lavora dedica alla famiglia 5 ore al giorno, un uomo che lavora 4 minuti. Questa è la situazione, nonostante ci fossero state tutte queste partecipazioni e solidarietà dimostrata al mondo delle donne. Ecco, io non voglio andare avanti molto di più perché non voglio portare via tempo a chi parlerà proprio dopo di me, ma come superare, e questo vale per l'Italia, ma vale ovviamente per tutti i paesi del mondo, come superare queste cause culturali alla poca organizzazione del lavoro delle donne, perché le donne lavorano poco. Allora, gli schemi educativi, la scuola, eliminare le scuole femminili, far sì che eliminare i giochi differenziati tra bambini e bambine, eliminare le attività manuali diverse tra bambini e bambine. Vi ricordate che noi avevamo le applicazioni tecniche per i maschi e per le bambine invece avevamo il ricamo, cosa avevamo? Tutte cose che secondo lei andavano eliminate. E soprattutto un altro problema che abbiamo noi oggi e che la CIS di Venezia tenta di affrontare dando queste borse di studio alle ragazze che si laureano in materie scientifiche è soprattutto l'orientamento. Quindi già nel 75 lei diceva che l'orientamento doveva venire su basi attitudinali senza preconcetti di genere. Senza preconcetti di genere. È uno dei motivi per cui oggi, per esempio in Italia, pochissime ragazze vanno a fare elettronica o informatica. C'è ancora il preconcetto di genere. Va bene. I risultati di quella prima riunione è nel 79, come sapete tutti, con la Convenzione ONU che vuole eliminare ogni forma di discriminazione e definiva cos'era discriminazione delle donne, cioè quando non si dava alle donne la stessa possibilità di entrare nel mercato del lavoro, nella società, così come si dava agli uomini. Nairobi 10 anni dopo, ecco, 10 anni dopo ha questa soddisfazione. La Freedom, che è la capofila delle femministe americane, che nel 75 è stata tra quelle che ha contestato di più l'intervento nei forum delle donne di ispirazione cristiana, ebbene 10 anni dopo
va dalla Tina Anselmi, si congratula con lei e le chiede scusa perché 10 anni prima non l'aveva fatta parlare, perché adesso che le donne avevano ottenuto alcune conquiste, come ad esempio il divorzio, l'interruzione di gravidanza, bisognava adesso però operare per ridare un senso alla famiglia, per ridare un senso alla maternità che altrimenti le donne rischiavano di perdere. Quali erano i punti su cui a Nairobi, presenti stavolta anche moltissime delegazioni africane e asiatiche, hanno sottoscritto tutte? Allora, la pari dignità, la liberazione dal bisogno, il diritto al lavoro, la dignità nella sessualità, la procreazione responsabile, l'accesso alla cosa pubblica per tutte, la tutela dei bambini e dell'infanzia. 2 anni dopo a New York va la Commissione ONU sempre sulla condizione femminile, dove partecipano a turno 40 stati che devono controllare e verificare che quanto era stato approvato in questi 10 anni avesse poi effettiva applicazione. Ebbene, è qui che i temi che vengono lanciati sono quelli che vediamo nello slogan di questa giornata: parità, sviluppo, pace, e di questo già non mi dilungo perché ha detto prima la Cinzia molto. Allora dico solo 2 cose per chiudere. La prima: secondo lei le donne hanno un modo diverso di approcciare alla politica, molto più concreto. Il problema è l'acqua in molti stati del mondo. Ebbene, bastavano, allora c'erano ancora le vecchie lire, 3 milioni. Facciamo un pozzo. Grazie a questo pozzo evitiamo alla donna di fare chilometri per andare a prendere l'acqua ed evitiamo al bambino di ammalarsi perché l'acqua che quella donna va a prendere infetta. Queste sono le soluzioni concrete che bisogna che ogni singolo Stato cominci ad attuare per applicare veramente nel concreto un miglioramento delle condizioni femminili. Chiudo così come chiude lei questo intervento che ha fatto nel 92 alla Columbia University. Allora lei sostiene che le donne hanno un modo loro di far politica e che riescono, grazie a questo modo diverso, a superare le differenze che pur ci sono, politiche, culturali, religiose. E soprattutto dice così, che noi donne non ci affacciamo alla politica per dividere con gli uomini a metà il potere, ma per usare del potere in maniera qualitativamente diversa, in modo da costruire un mondo più pacifico e solidale. Grazie. Ringraziamo Mauro, anche se poi vi invito a leggere tutti gli 8 capitoli del libro, perché naturalmente sono dettagliati per ogni vicenda e per ogni appunto interpellanza, proposta, documenti che ha portato avanti sulle pari opportunità, sulla pensione, su tutta una serie di diritti che la donna appunto all'epoca non aveva, ma ancora oggi vediamo che alcuni spazi devono essere ancora riempiti, no? E quindi il famoso cammino per le donne è un cammino che è destinato ad andare avanti. Adesso do la parola a Franca, ti ringrazio. Grazie. Parlo da qua perché là sul palchetto io sto più comoda e quindi rischio di non finirla più. Quindi parlare seduta mi dà un po' più di fastidio e quindi starò dentro ai tempi. Intanto grazie per questo evento che avete organizzato, per continuare ad approfondire questa figura dell'Anselmi che è una madre della patria e che bisogna, come tutte le altre madri della patria, rappresentare, perché il simbolico, cercherò poi di dire anche rispetto alla salute, al corpo, ha un suo peso importante. E grazie per aver voluto che fosse un momento anche condiviso con donne che stanno facendo una battaglia che è in parte riconducibile a quella dell'Anselmi e che a volte io mi chiedo perché noi dimentichiamo quello che abbiamo, che hanno
ottenuto altre donne per noi e perché facciamo così fatica a stare sulla realtà. Quindi grazie davvero. E comincio con 2 questioni che possono solo apparentemente sembrare fuori sacco. La prima è che io sono oggi una cittadina di questo paese un po' più soddisfatta perché ci sono 2 donne, una che presiede il governo e una che guida il più forte partito dell'opposizione, la Meloni e la Schlein. Fatalità, non soddisfano il mio pensiero nessuna delle 2, ma non me ne può fregare di meno perché ero stufa di pensare che noi in Italia non eravamo all'altezza come donne di avere incarichi apicali. Tra l'altro son 2 donne che mi piacciono su un versante diverso, poi vedremo cosa faranno, ma questo vale anche per gli uomini, no? Mi piacciono perché si vestono rilassate, perché ogni tanto mettono anche i tacchi, ma camminano come me con le scarpe senza tacchi, perché chi parte la mattina e torna la sera sa cosa vuol dire, ma soprattutto perché hanno vinto la competizione per avere quel ruolo, che è l'elemento importantissimo sul quale noi donne spesso facciamo fatica. L'Anselmi dice: abbiamo avuto il diritto di voto perché abbiamo partecipato alla resistenza, cioè non esiste una possibilità di acquisire un diritto o un risultato se non fai un percorso che ti porta a ottenere questo. La seconda cosa, permettetemi un tratto autobiografico, per età io l'Anselmi l'ho conosciuta, con Lorenza l'abbiamo salutata anche verso la fine della sua vita, quando già è stata una visita, quella che abbiamo fatto noi 2, molto dolorosa, perché lei già era confusa e però siamo state contente di essere andata da lei. Io ho visto Tina Anselmi la prima volta nel 1966, avevo 7 anni e la Tina non era diventata parlamentare perché i maschi di allora si coalizzarono per impedire la sua candidatura e però si occupava attivamente di politica, aveva già lasciato il sindacato e si occupava di donne in particolare. E di domenica pomeriggio venne a Isola Vicentina, io abitavo a Castelnuovo, per una conferenza di donne. Mia zia Adriana era molto impegnata, era un'insegnante come lei, era impegnata in Azione Cattolica, era impegnata nell'ADC. Arrivò in treno a Vicenza e lì c'era la Pina Santo, donna di Vicenza dell'ADC molto importante, e il partito, la Democrazia Cristiana, aveva promesso una macchina, una delle 2 macchine che aveva il partito, perché venissero fino a Isola. E però, sapete, Rumor non amava l'Anselmi e comandava lui a Vicenza, la macchina non arrivò. La Pina e la Tina andarono, fecero 1,5 chilometri a piedi a casa della Del Santo, presero 2 biciclette, quasi 10 chilometri, vennero a Isola Vicentina in bicicletta. Mia zia mi aveva portato lì e quando ci fu una sollevazione di queste donne che cominciarono a dire: ma come non avete che dalla macchina in bicicletta? Lei disse: non abbiamo tempo da perdere, te vedrai che più avanti ne dà la macchina, adesso femo quello che abbiamo da fare, no? E lì io costruii il mio motto che è ragazze, si può, basta anche un po' volerlo, però bisogna fare anche un po' di fatica. Allora veniamo all'Anselmi. Il primo punto che voglio affrontare è quello legato anche ai temi internazionali di cui ci parleranno poi le nostre amiche, anche alla difficoltà che noi stiamo vivendo adesso, in alcuni casi, Afghanistan, Iran, a pensare come potremmo essere utili, perché la sensazione è proprio quella di volerne parlare, ma di non poter essere di aiuto, di non poter essere utili, e questo non va bene, no? Ma come l'Ucraina, dove addirittura
si arriva a dire, beh, insomma, in fin dei conti si potrebbe anche lasciargli dei pezzi o decidere noi. Allora, la prima lezione che io penso l'Anselmi e che leggendo questo libro emerge è che siccome noi crediamo nel libero arbitrio, nella cultura cattolica, la religione, questo Dio cristiano ci ha fatto il regalo più grande che poteva farci, che ha detto ok, io ti do le regole, ma poi tu decidi, il libero arbitrio non vale solo quando ci piace. E l'Anselmi diceva, bisogna sapere da che parte si vuol stare. Non diceva solo bisogna esserci per cambiare, che è un dato chiaro, ma bisogna sapere da che parte si vuol stare. Allora, il tema è molto più complesso e profondo di quello che può sembrare, perché per esempio in questi giorni in Italia, se noi pensiamo a quello che è successo a Firenze, uno dice semplice, no? Attacco squadrista, pestaggio fascista, e lo è stato, si sa da che parte stare. Ma perché se a Bologna i rossi picchiano gli iscritti a Fratelli d'Italia non è la stessa cosa? Perché se a Milano si appende davanti ai cancelli di una scuola a testa in giù la premier e il ministro non è la stessa cosa? Perché su Cospito e sugli anarchici? Vedete, io ho vissuto una stagione che non era quella della resistenza per fortuna, ma che era quella del terrorismo, il terrorismo vero, anche contro il sindacato. Vedo Sergio, si ricorda quando Atene scoppiò la bomba, la stavano costruendo con una pentola a pressione e tra una cosa e l'altra sono morti in 3, ma voglio dire di quelli che la preparavano, che volevano portarla alla caserma dei carabinieri. In sede CISL Atene si dormì per molte notti perché volevano distruggere la nostra sede, no? Bisogna scegliere da che parte stare, ma non in base a un'idea di appartenenza emotiva o ideologica. Bisogna scegliere da che parte stare in riferimento a un'idea di cosa pensiamo possa essere trasformato con le azioni che mettiamo in campo in bene comune, in risposta di crescita e di valorizzazione di tutti gli abitanti della comunità in cui vorremmo o potremmo agire. Saper da che parte stare è molto importante per poter fare sindacato, per poter fare politica, per poter fare qualcosa, ma scegliere da che parte stare non è facile, perché definire cose buone, chi sono i cattivi, è una roba da film. Poi nella vita è molto più complicato e molto più impegnativo. Quindi il primo punto che mi preme mettere in evidenza e che ho ritrovato nella lettura di questo libro è sapere da che parte stare. Faticoso, impegnativo, ma è un dovere che oggi noi dobbiamo sforzarci di mettere in campo. Seconda cosa che io ho ripetuto alla nausea, quindi lo ripeto anche oggi, che riguarda un po' più il collegamento col sindacato. L'Anselmi diceva che non aveva paura dei padroni cattivi finché faceva la sindacalista, anzi scriveva proprio che l'ha imparato in CISL, che aveva paura dei padroni scadenti. E spiegava anche che non è che ne avesse paura semplicemente perché un padrone scadente rischia di farti fallire l'impresa, ma perché, diceva, scadenti gli uni, scadenti gli altri. Ancora una volta lei riproponeva non solo il concetto di libero arbitrio e quindi di scelta di impegno e di responsabilità, ma anche il concetto di dimensione comunitaria, cioè che un padrone sia valido a noi del sindacato dovrebbe interessare non solo perché genera
lavoro e quindi la possibilità di redistribuire, ma perché permette una dimensione collettiva migliore, in cui non è la contrapposizione l'unica nostra possibilità, ma in cui la costruzione di un percorso, che può essere anche di conflitto, che certamente deve essere di negoziazione, ma può giocarsi su piani di qualità che fanno bene a tutti. Ed è applicabile questo concetto non solo al sindacato, ma anche alla politica, a maggior ragione. Allora, saper dove stare, riconoscere che io individuo ho sempre la possibilità di assumermi una responsabilità e di fare qualcosa e agire con la consapevolezza che sono inserita in una comunità, perché le cose che lei portava avanti erano quelle che potevano rendere migliore la comunità in cui era inserita. Ultima cosa che ho ritrovato e che considero nella lettura di questo libro e che considero importante nel pensiero dell'Anselmi è che lei non è stata la prima né l'unica, ma dentro la DC è stata la figura che con più forza ha introdotto alcuni elementi che riguardavano le donne, che prevedevano che il legislatore modificasse non solo il suo comportamento, che leggi fare, ma anche il suo modo di leggere la realtà sociale. Cioè non semplicemente un neutro, un legislatore che considera la società composta da individui che appartengono a un neutro, ma un legislatore che per poter far bene doveva riconoscere che c'erano uomini e donne, cioè che esisteva una differenza. E guardate, nel mondo cattolico non era così semplice, ma anche nei sistemi che organizzano le competenze dello Stato. E le donne, per esempio, non erano in magistratura, non erano, non solo, non avevano ruoli, ed era tutto neutro e andava bene così. Metterlo in discussione era qualcosa che non poteva andare bene. Ma anche esisteva un contesto per cui il corpo della donna era vietato. Adesso noi diciamo il burka, oppure molto meno del burka, no? Le nostre amiche che vogliono avere i capelli bellissimi che hanno a vista e fare quello che vogliono, anche coprirli se vogliono. Io vorrei ricordare che il corpo delle donne, io nella mia formazione di bambina e di adolescente ho in mente che era coperto. Il fazzoletto in testa, sarà che vivevo in campagna, ma il fazzoletto in testa lo portavano no per andare in chiesa per molto tempo, l'abbigliamento che era costrittivo è una cosa che io ho memoria che esisteva. Non c'erano i consultori, non c'erano medici attenti alla salute riproduttiva della donna. E quando un gruppo di donne della Democrazia Cristiana e Cattolica, nel libro non ho trovato traccia di questo, ma sto cercando il documento per recuperarlo, lo firmò anche l'Anselmi, usò il termine salute i consultori, è necessario farli non solo per la famiglia e per la tutela dei minori, ma per la salute riproduttiva della donna, il partito bocciò quel documento. Perché la salute, e parliamo degli anni, fine anni 60, primi anni 70. La salute riproduttiva della donna era una parolaccia anche da dire. Perché? Perché in realtà, e mi ricollego a quello che ho detto all'inizio, guardate, la presenza fisica di donne in un contesto è un elemento che dà forza e che autorizza le altre donne a sentirsi di poter partecipare, di poter assumere un ruolo. E quindi possiamo dire che l'Anselmi, quando affrontò da Ministro del Lavoro e da Ministro della Sanità i temi legati non solo
alla retribuzione, ma anche al contesto proprio della salute delle donne e di come i figli non erano solo delle donne, ruppe un tabù nel suo partito, ruppe un tabù nel mondo cattolico che frequentava, ma soprattutto autorizzò tantissime altre donne che vivevano in questi ambienti a cominciare a occuparsi di sé e della affermazione di un diritto di esserci, come posso dire, senza sentirsi in colpa, sentendosi autorizzate, perché il simbolico ha un suo peso e ha un suo valore. E quindi, se una lezione conclusiva vogliamo trarla da questo, leggiamo questo libro non per una specie di valorizzazione del passato postuma, si rivolterebbe nella tomba. Leggiamo questo libro perché è molto utile per darci quella spinta che serve, quel livello di consapevolezza che serve sul fatto che per contare, per cambiare, perché le cose possano corrispondere di più alle nostre aspettative, bisogna esserci. E bisogna esserci qui e ora, non ieri o l'altro ieri, e neanche pensare al futuro, che è importantissimo, ma bisogna esserci. Per cui la prima questione è la partecipazione, perché per quanto poco ci sembri, come diceva lei, se non lo fai tu non lo fa nessuno. Grazie. Grazie Franca, anche e soprattutto per quel piccolo episodio che però è importante, che hai raccontato quando l'hai conosciuta, perché hai detto un passaggio che secondo me è un passaggio che questo sì dovremmo registrare in testa tutti. Non importa se ne mega dato a macchina, andiamo avanti, dopo me darà. Ed è un problema che spesso ci limita. Se non abbiamo gli strumenti ci fermiamo a domandarci perché non ce li abbiamo, ci arrabbiamo anche perché non ce li abbiamo, ma non andiamo oltre. Invece la capacità di capire qual è l'obiettivo da traguardare, a prescindere che ci siano o no gli strumenti, e senza perderlo di vista e senza perdere anche tempo per raggiungerlo. Perché appunto i passi in avanti si fanno, però poi si fanno anche le corse indietro, perché in questi poi anni abbiamo visto anche appunto queste fasi di avanti e indietro, perché non ci dimentichiamo, ma è stata citata la preoccupazione che aveva Tina Anselmi. Per la verità anch'io ho avuto la fortuna di conoscerla, ovviamente in Cisla del Veneto, eravamo in via Piave, invitata dalle amiche che erano in segreteria di allora, Franca Porto, e credo ci fosse già Lorenza, che saluto, nel coordinamento donne della CIS del Veneto, e la Maria Trentin. E una delle sue preoccupazioni era perché in quel momento, nei primi anni 2000, la questione del corpo della donna era stato in qualche modo esaltato nelle sue sfaccettature meno opportune, perché se vi ricordate la moda delle velline, delle donne nude in televisione, di tutta una leggerezza che riportava appunto a un utilizzo strumentale della libertà che le donne avevano ottenuto, no? Perché volete la libertà, bene, allora vi spiaccichiamo nude da tutte le parti, così poi sarete voi a chiedere di tornare vestite. Perché guardate, queste cose sono sottili e non dobbiamo dimenticarcele, perché io credo appunto che le abbiamo sempre presenti tra di noi, le abbiamo sempre presenti tra di noi. E proprio appunto perché io credo che quello che sto dicendo sia molto capito dalle amiche, che anche loro hanno visto dei passi indietro purtroppo nei loro paesi, e questi passi indietro appunto adesso chiediamo che ce li raccontano, anche per contestualizzare e portarci appunto in diretta quello che succede quando un paese entra in guerra, e quando appunto in queste situazioni la prima figura ad arretrare sono proprio le figure e i ruoli che hanno le donne nella società. Come avevo anticipato, daremo per prima la parola alla nostra amica, che chiameremo Primavera Persiana,
e per cui chiedo al tecnico Francesco di fare quello che è necessario per tutelare l'intervento della nostra amica. Quando mi dai l'ok la faremo salire nel palco e chiediamo ai presenti appunto di non fare foto e riprese.
Ringraziamo naturalmente tanto per l'impegno che ci metti ogni volta che porti le tue testimonianze, perché noi tenteremo di essere la vostra voce, ma voi dovete continuare a parlare per noi e informarci di quello che sta succedendo in quel contesto, ricordando a tutti noi che la Persia dovrebbe essere, per tutti noi che siamo qua, la terra della nostra comunità, perché come sappiamo, se mai c'è stato un giardino dell'Eden era in Persia, e quindi da là nasce anche tutta la nostra cultura moderna, e motivo per cui auspichiamo che quelle terre ovviamente trovino presto un equilibrio e riportino anche a questo mondo una nuova stagione di valori, così come sono riusciti insomma a portarli 5.000 anni fa. Adesso diamo la parola alla nostra amica Salih Gulala dell'associazione UDI, che appunto ci parla delle donne kurde. Grazie Gulala. Grazie a voi. Buon pomeriggio a tutte e tutti. Ringrazio CISL Veneto per aver organizzato questo incontro e ringrazio le persone che mi hanno invitato e mi hanno dato la possibilità di essere qui con voi. Prima di essere presidente di un'associazione che si chiama UDIC, Unione Donne Italiane e Kurde, io sempre mi presento semplicemente Gulala, donna kurda, per l'orgoglio che ho di essere una donna kurda e perché anche per tanti anni mi era vietato di presentarmi e per dire che sono kurda. L'associazione UDIC è nata ufficialmente un anno fa, però da tanti anni, posso dire dai primi anni di 2000, siamo come un gruppo di donne, ci siamo impegnati su vari progetti di solidarietà e di sensibilizzazione sulla cittadinanza sulla situazione delle donne kurde. E vorrei anche presentare chi sono i curdi e dove è il Kurdistan, perché non do per scontato che tutti sappiano chi sono i curdi e dove è il Kurdistan. Il Kurdistan è proprio la terra dei curdi che per la volontà dei paesi potenti dell'Occidente, soprattutto la Francia e la Gran Bretagna, dopo la prima guerra mondiale, secondo un accordo che si chiama Sykes-Picot, avevano deciso di cambiare proprio la mappa, la cartina del Medio Oriente. Hanno creato alcuni paesi e hanno sacrificato alcuni. E così è stato anche per il Kurdistan, che l'hanno sacrificato proprio dividendolo tra 4 paesi, l'Iraq, Iran, Turchia e la Siria. E sappiamo benissimo il motivo per quale hanno diviso, perché il Kurdistan è un territorio, oltre per la strategia dove sta il Kurdistan, è un territorio molto ricco del petrolio, è un territorio, una terra anche molto fertile. Quindi ancora un secolo fa il popolo curdo doveva scegliere o rimanere sottomessi ai governi occupanti del Kurdistan o dovevano combattere, e noi curdi, il popolo curdo, abbiamo deciso di combattere. Quindi la resistenza del popolo curdo e la nostra lotta, la battaglia è iniziata ancora un secolo fa. Se parliamo di donne, nella cultura e nella storia del popolo curdo, le donne kurde sono sempre state riconosciute, avevano un ruolo nella famiglia, nella società, avevano un ruolo riconosciuto, a differenza delle donne che nei territori, nei paesi vicini. Quindi noi avevamo donne che erano capo tribù, abbiamo avuto la prima sindaca nell'Ottocento, avevamo le donne proprio femministe che hanno fondato, creato
l'organizzazione femminile per aiutare le donne, per farle uscire anche dall'analfabetismo. E le donne curde sono conosciute anche per l'abito che portano. Noi abbiamo vestiti molto colorati, trasparenti, proprio per risaltare la figura femminile, a differenza delle altre donne nel territorio vicino, che di solito sono molto coperti e anche usano i colori proprio scuri. Ma purtroppo le donne curde e la situazione delle donne ha subito una regressione, come diceva prima, hanno dovuto fare un passo indietro perché sono dopo l'occupazione del Kurdistan e anche dopo l'arrivo dell'Islam, dopo l'occupazione del Kurdistan e dopo l'arrivo dell'Islam, che ha comportato di islamizzare la popolazione, quindi queste donne sono stati sottomesse da una parte del governo che occupa il territorio, ma da un lato anche sotto i codici proprio tradizionali e religiosi della società. Quindi le nostre donne, le donne curde, hanno subito doppiamente, e io dico sempre le donne curde sono stati e lo sono ancora vittime doppiamente, una volta per il fatto di essere donne e una volta perché sono curde. Ma le donne curde non si sono resi, hanno sempre combattuto, hanno lottato in città, in montagna, a fianco degli uomini per i loro diritti, per la loro libertà e anche per la libertà del Kurdistan. Quindi è una lotta secolare che noi abbiamo delle donne curde. E in questi giorni anche sentiamo che gridano nelle piazze ormai dappertutto il mondo lo slogan Jinjian Azadi, donne, vita, libertà. Questo slogan non è che è uscito qualche giorno fa o un anno fa o nemmeno 2015, quando è stata conquistata la città di Kobani nel Kurdistan di Rojava. Ma questo slogan ha dei radici molto lontani, è legata alla realtà, alla lotta, alla resistenza delle donne kurde. E questo slogan, che io purtroppo lo vedo anche, viene gridato nelle piazze, persino l'abbiamo sentito anche nell'aula del Parlamento europeo, ma purtroppo oggi viene usato anche ai fini personali. Lo vediamo come la pubblicità viene utilizzato, lo mettono sul loro profilo. Io persino l'ho visto che l'hanno messo come un tatuaggio sulle braccia per far scattare le foto del pubblico. Però questo slogan è legato, come dicevo, alla storia, alla lotta secolare delle donne kurde. È stato proprio anche ideato dal leader curdo Abdullah Öcalan all'interno proprio di un sistema politico di democratizzazione, perché, come dice lui, non c'è una società libera se le donne non sono libere. Quindi io ci tengo sempre, quando viene gridato lo slogan donna, vita, libertà, di non dimenticare, di ricordare proprio le creatrici, le donne kurde che hanno creato questo slogan. E non vorrei sforare il tempo che ho a disposizione, però vorrei concludere proprio il mio piccolo intervento con una frase proprio di Tina Anselmi, quando dice: le donne, quando sono entrate nelle battaglie, le vittorie sono state la vittoria per tutte le società. E io con questo davvero
spero le battaglie che stiamo portando avanti oggi noi donne kurde, come le donne iraniane, come le donne dell'Afghanistan, che sia davvero una vittoria per la società e per tutte le donne. Grazie Gulal. Adesso diamo la parola a Maria Curassani, della portavoce dell'associazione A2030. Grazie Maria, e a te la parola. Buonasera, vi ringrazio per avermi invitato qua a parlare, a dire due parole sulla nostra associazione e su di me stessa, chi sono io e da dove vengo e di quale popolo vengo, da quale paese. Sono Maria Khorasani, da qualche anno che sono qua in Italia, prima che vengano i talebani, sono uscita già dall'Afghanistan. Faccio parte di una società che è un ristorante, gestisco un ristorante e che questa possibilità ce l'avevo in Italia dove c'è la parità di genere. E poi allo stesso tempo faccio parte di un'associazione a 2030, un'associazione che è nata gennaio 2022 dopo il caduto del governo dell'Afghanistan e di ritorno dei talebani in potere. Allora, io vengo da un paese che, come che oggi si parla di una donna grande, Tina Anselmi. Io vengo da un paese, mentre Tina qua in Italia lottava e combatteva per la parità e per i diritti delle donne, in Afghanistan è stato dato alcuni diritti alle donne, tipo nel 1921 21 è stato tolto il matrimonio forzato, anche di infantile, dell'infanzia. Allo stesso momento, nel 1953, scusate, 1964 avevamo, in Afghanistan le donne hanno ottenuto il diritto di votare e poi avevamo il 1967 avevamo 6 donne in Parlamento dell'Afghanistan. E questi parliamo del periodo in cui in tutto il mondo, anche in Italia, che una donna forte come Tina e le altre stavano combattendo per il diritto delle donne in Afghanistan e stava andando lo stesso processo per avere i nostri diritti. Alla fine noi ci troviamo oggi qua e Afghanistan si trova ancora in una situazione che l'unico diritto che possono avere le donne in Afghanistan è il diritto di vivere, solo di vivere, è l'unico diritto che ce l'abbiamo in Afghanistan al momento, che le donne, l'unica cosa che possono avere è essere viva, se no non hanno altro, sono chiusi a casa, non possono andare alle scuole, le bambine non possono andare alla scuola, le donne ok, lavorano, non lavorano, non puoi lavorare una parte, è che le bambine non possono andare alla scuola. E dove ci stiamo andando? Dove stiamo andando? Già l'Afghanistan, alla causa della guerra, è stato un popolo, diciamo, ignorante, con un popolo con percentuale di analfabetismo, maggioranza. Adesso stiamo andando proprio al punto zero, dove hanno chiuso le donne a casa, i talebani. Talebani, sappiamo chi sono, un gruppo estremisti religiosi che non sanno niente e non sanno neanche cosa vuol dire l'umanità. Il diritto delle donne non esiste per loro. Quindi per me, oggi che parliamo in una settimana che è la settimana delle donne, 8 marzo, la giornata delle donne, in Afghanistan è stato sempre la guerra
che ci ha portato oggi a questa situazione, a quel punto. E perché è causata la guerra? Con altri 1000 motivi che ce l'avevamo di avere la guerra, che è stata la guerra in Afghanistan. Uno dei motivi era la mancanza delle figure delle donne in società. È una società religiosa, una società maschile che non hanno dato abbastanza spazio per le donne per cambiare la società, e sappiamo che la presenza delle donne cambia. In Afghanistan adesso abbiamo 14 milioni della popolazione dell'Afghanistan sono le donne e le femmine che sono chiuse a casa. Abbiamo 39 milioni di popolazione, che 14 milioni di questo popolo è chiuso a casa, quindi una società in questa situazione non ha un buon fine. Non ha un buon fine, come che non abbiamo niente al momento in Afghanistan. Come che Latina diceva parità, sviluppo e pace. Noi afghani al momento vogliamo pace e vogliamo arrivare a pace, che dopo il pace arriviamo ad avere la parità e sviluppo. Finché non sia la pace non c'è la parità, neanche sviluppo. Quindi parliamo sempre che c'è la guerra, è stata la guerra e questa è la nostra difficoltà. Perché è stata sempre la guerra? È una domanda che faccio da me stessa e chiedo anche a tutti quanti: perché ancora deve essere la guerra nel mondo? Perché Afghanistan non è fuori dalla carta mondiale, è qualche centinaia di chilometri lontano dall'Europea. Quindi adesso perché ancora deve essere un posto con 39 milioni di popolazione e 14 milioni di questo popolo, che sono le donne, vivono in questa situazione? E facciamo questa domanda ognuno da noi stessi e dobbiamo trovare la risposta e insieme combattiamo a portare la pace in tutto il mondo, a dare il minimo diritto alle donne, minimo diritto almeno studiare, che noi, le nostre bambine, le nostre figlie in Afghanistan le chiedono. Grazie e grazie mille. Grazie tante Maria anche per il tuo importante contributo, e adesso salutiamo e diamo la parola a Marina Storina di... Sì, mi ha ripreso. Appunto, invece Marina ci racconta e ci aggiorna della situazione appunto in Ucraina, che è la sua terra. Ucraina. Allora, ho detto bene il cognome, ho sbagliato sì. il nome, ma sei tu che mi agiti perché correggi sempre con la bacchetta. È una mia abitudine inveterata, però io sono sicura che il rispetto comincia dalla correttezza nel pronunciare nomi e nomi geografici che non sono per niente complicati. E comunque vi ringrazio tantissimo, perché anche per me è un'emozione tornare fra voi, soprattutto dopo quell'enorme regalo che CISL ci ha fatto l'anno scorso, grazie a Gianpaolo Veghini e alla sua decisione di darci un piccolo ufficetto nella loro sede, che ha fatto la felicità di tanti profughi totalmente disorientati che venivano alle porte della prefettura di Verona, questura, senza sapere una parola, senza capire niente, magari ancora con il rombo delle bombe e con la visione delle loro case distrutte davanti agli occhi, e si trovavano dei poliziotti che dicevano: vai e procuraci una traduzione giurata. Dove? Come? Grazie alla CISL noi abbiamo potuto fornirgli l'assistenza di cui avevano bisogno in quel momento. E diciamo che siete stati vicino a noi alle nostre manifestazioni in piazza, e questo è veramente un grande incoraggiamento.
E devo dire anche enorme grazie per aver invitato le relatrici precedenti, che pur rappresentando un'altra regione, propongono delle tematiche molto simili alle nostre, perché come Kurdistan anche l'Ucraina non era uno stato molto a lungo, proprio perché è una terra ricca che fa gola a tutti, che tutti vogliono dalla propria parte e che molto a lungo era smembrato fra Polonia, impero austro-ungarico, impero russo, eccetera. Noi abbiamo la fortuna di esserci in qualche modo riuniti ai primi del Novecento, tempo di pochissimi anni sono arrivati i sovietici e ci hanno colonizzato. Sovietici, la parola giusta sarebbe dire russi, perché è quello. E noi abbiamo cercato di decolonizzarci. La guerra che noi subiamo adesso è quello che poteva capitare anche a voi curdi se avevate uno Stato. Perché quando tu sei uno Stato democratico, circondato o confinante con dei Stati che non lo sono, sei sempre in pericolo se non hai le spalle coperte. E noi l'abbiamo purtroppo scoperto alle proprie spese. Però sono qua per parlare delle donne, perché in Ucraina hanno un ruolo di massima importanza. L'Ucraina è spesso descritta come martoriata, ferita, sofferente. È tutto vero, ma non è tutto, perché in relazione a questa invasione davvero crudele e ingiusta, il paese si è unito in modo incredibile, sprigionando anche una grande energia, quella delle donne. E non parlo solo delle donne militari, che sono circa 40.000 persone e una di loro è mia sorella, e di queste 40.000, 8.000 sono ufficiali. Queste non sono solo donne nelle retrovie, medico che dà una mano al deposito delle munizioni, no, sono comandanti dei reparti di combattimento, soprattutto dell'artiglieria e dei droni, perché la guerra moderna è tecnologica, le donne in Ucraina se ne intendono di tecnologia. E purtroppo questo è un grande rischio, una grande responsabilità, però in Ucraina è normale che una donna comandi degli uomini decidendo e salvando le loro vite. Però a questo esercito formale in divisa si aggiunge tutto un esercito di volontarie di vario genere che coprono le spalle a chi è in prima linea. E sono le volontarie sia specializzate in cose militari che forniscono quello che manca, perché l'esercito strutturato come comunque una struttura statale, burocratica, non può agire subito. Se ieri è esploso un jeep e c'è bisogno di una nuova jeep domani, non è l'esercito che te lo porta, sono le volontarie che procurano i soldi, te lo comprano, te lo portano. E parliamo di tutto l'equipaggiamento, visori notturni, caschi, giubbottanti proiettili, qualsiasi cosa. Poi ci sono le volontarie mediche che portano i lacci emostatici, tutte le medicine ai ospedali di campo, e lo fanno tutte a tempo libero, gratis e con grandissimo dispendio ed energie, e spesso sono anche bersaglio degli attacchi e spesso anche muoiono. Purtroppo un caso così è stato proprio ieri, quando una ragazza ventenne, che era l'anima di un gruppo di volontari, è stata uccisa. A loro vanno aggiunto anche le persone che non hanno più l'età per le avventure, pericolo, magari diciamo che vanno verso l'età della pensione, ma hanno le mani e la voglia di fare e si mettono per esempio a intricciare le reti mimetiche, oppure, cioè invece di fare a maglia per i tuoi nipotini ti metti a fare i calzettoni per i soldati. Un'altra moda, diciamo, fra i volontari è quella di fare le candele da trincea, che ha colpito anche noi a Verona, e adesso ogni domenica facciamo questa cosa meditativa di fondere la cera e metterla, perché un solo barattolo di tonno riempito di cartone e cera brucia per 1 ora e mezzo e ti puoi scaldare una tazza di tè o una minestra liofilizzata laddove non c'è il gas, non c'è niente. E a volte tutte queste cose si fanno nei rifugi antiaerei durante un raid russo per passare il tempo. Però ovviamente l'aiuto serve non solo nelle zone, diciamo, in prima linea, nella zona grigia, perché in Ucraina non c'è una sola città che sia sicura, che sia Leopole, a 2 passi dalla Polonia, colpiscono anche lì. La mia città Kharkiv, un giorno sì, un giorno no, arriva volando la morte. E quindi bisogna essere subito pronti a correre dove il palazzo è stato distrutto, a salvare la gente, a dare rifugio a chi è rimasto senza tetto, dare anche assistenza psicologica, e anche di questo si occupano le donne. Ma il ruolo più difficile
è quello delle donne ucraine che sono nei territori occupati, cioè lontane dalle fonti di informazioni. Dopo aver subito settimane e settimane di martellanti attacchi militari, per qualche motivo hanno deciso di non andare via, restare magari attaccati al giardino, ai genitori anziani,
parte ci sarà la serata poetica, quindi vedremo di nuovo la voce femminile espressa in versi. E per concludere volevo dire una cosa: quando vinceremo noi, sarà più facile vincere anche per gli altri paesi che combattono contro le dittature, perché daremo un esempio che si può fare. Se soccomberemo, invece, anche l'esistenza dei paesi democratici non sarà più garantita. La pace è possibile solo dopo la vittoria, ok? E deve essere la pace giusta, con completo debellamento del nemico e con completa compensazione dei danni arrecati e un processo pubblico a tutti i criminali di guerra fino all'ultimo. E se non si fa questo, sarà solo una breve tregua fino alla prossima aggressione, in cui il nemico imparerà dai propri errori e sarà più forte, quindi bisogna agire ora. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio tutti i nostri ospiti, in particolar modo le nostre amiche, che ringrazio doppiamente perché insomma, oggi è vero, non stiamo facendo analisi di una persona per noi cara, Tina Anselmi. Come vedete, questa sala è intitolata a lei, una donna che è partita in questo territorio facendo la resistenza. Io credo che sarebbe orgogliosa di sapere che dal podio di questa sala oggi voi ci avete raccontato la vostra resistenza, la vostra, del vostro popolo, ma mettendo insieme appunto i vostri paesi. Come abbiamo visto, abbiamo già insomma un territorio confinante a questa nostra Europa, a questa nostra Italia, che sta vivendo situazioni molto molto complicate. E come sappiamo perfettamente, oggi è un momento dove ci fermiamo per raccontarci, ma subito dopo ripartiamo tutti col nostro impegno per continuare, ognuno per il nostro modo, a essere vicini ovviamente a chi in questo momento sta soffrendo, e come ci avete raccontato voi, ognuno a modo proprio, ognuno sta facendo la propria guerra, che però in questa sala diventano le nostre guerre, perché insieme dobbiamo continuare a dirlo a più voci, che appunto sviluppo, uguaglianza o parità e pace devono essere tre parole che devono continuare ad andare insieme, perché solo così l'umanità tutta potrà fare quel passo che a oggi non è stato ancora consentito, che è quello di una fratellanza tra tutti, uomini e donne, e tra tutti i paesi. Con l'occasione, prima di passare la parola a Gianfranco, vi ringrazio per essere state tutte perfettamente nei tempi, e un piccolo omaggio floreale per voi che ci avete comunque omaggiato. Bene, grazie ancora, e lascio la parola a Gianfranco Refosco per le conclusioni di questa giornata importante per la CISL del Veneto. Bene, con molto rispetto, dopo le testimonianze di queste donne coraggiose, io non faccio le conclusioni, ma penso che sia opportuno rilanciare l'impegno del sindacato, del nostro sindacato, della CISL, su questi temi, perché i valori fondamentali che la CISL, nata dopo il dopoguerra, dopo la resistenza, dopo la sconfitta dell'oppressore, i valori principali e l'indirizzo che hanno voluto i nostri padri fondatori è stato quello di un sindacato che, prima di tutto, per tutelare le persone nel lavoro, per dare i diritti nel lavoro, ha pensato che bisogna guardare ai diritti delle persone anche fuori dal luogo di lavoro, perché non può esistere un diritto se si esercita nel lavoro in una società ingiusta. Quindi la giustizia nel lavoro si ottiene se tutta la società è giusta. E secondo aspetto, questo ha contraddistinto la CISL fin dall'inizio,
non può esserci giustizia in un paese se non c'è giustizia in tutto il mondo. Per cui la spinta, la visione internazionale della CISL è stato uno dei valori fondamentali, perché se vogliamo tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori deve esserci un contesto internazionale di equità, di pari trattamento e di giustizia, che è la vera solidarietà fra lavoratrici e lavoratori. Questi sono i valori principali sui quali il nostro sindacato è stato fondato, e oggi abbiamo voluto creare questo collegamento partendo da Tina Anselmi fino alle sfide di oggi, per due motivi soprattutto. Il primo lo diceva Tina Anselmi nella sua esperienza, partendo dalla sua storia vissuta, che i diritti, la democrazia non sono dati per sempre, non vanno dati per scontati. E anche nella nostra società italiana la spinta per mantenere i valori di libertà, di solidarietà, di equità, di parità non sono dati una volta per tutti, e tanti esempi nella storia lo dimostrano e sono stati raccontati anche nelle testimonianze di oggi. Quindi imparare cosa hanno fatto le persone che sono venute prima di noi, una grande donna, la madre della Repubblica, del sindacato, del nostro territorio, vuol dire anche continuare a rinnovare un impegno, perché quando ci si distrae è il momento in cui le cose vengono messe in discussione. Il secondo motivo per cui abbiamo voluto partire anche da questo libro è la necessità di attualizzare l'impegno. Abbiamo sentito storie di donne in prima linea per ottenere la giustizia, l'equità, la libertà, la democrazia, perché non possiamo pensare di chiuderci nel nostro piccolo mondo provinciale o italiano senza interessarci a quello che succede fuori, perché quello che succede fuori ci riguarda, altro che, non solo per le vostre testimonianze, ma perché il mondo è più che mai connesso e collegato. Allora i tre concetti di oggi, quello della parità, quello dello sviluppo e questo della pace, vanno declinati anche rispetto alle sfide di oggi che abbiamo sentito. Parità oggi vuol dire soprattutto il tema della libertà individuale ma anche collettiva, il tema della democrazia, perché è chiaro che oggi c'è una sfida globale fra i paesi democratici e le autocrazie che si stanno coalizzando e che vorrebbero un mondo con meno democrazia e con più autocrazie, con più tirannide. Non è un caso che siano proprio paesi come l'Iran, la Corea del Nord, forse la Cina, che aiutano, sovvenzionano, supportano lo sforzo bellico russo nell'invasione dell'Ucraina. Perché si sta creando una contrapposizione, e quindi la prima scelta da fare per un sindacato libero e democratico è decidere da che parte stare, e la CISL non ha dubbi da che parte stare. Non ci sono neutralismi di facciata, non ci sono scelte di equidistanza, ma c'è una scelta forte di stare dalla parte di chi cerca la libertà, di chi cerca la democrazia, di chi è aggredito. E quindi il tema della parità, dove le donne stanno in tutti questi fronti combattendo per prime, rischiando per prime la propria vita, si mira a una parità che ha un concetto un po' più ampio della sola parità di genere. Il secondo aspetto è quello dello sviluppo. Guardate, i paesi democratici hanno fatto una scelta negli ultimi 30 anni, diciamo, dalla caduta del muro di Berlino perlomeno, di cercare con i paesi autocratici, con le dittature, degli accordi economici, pensando che supportando l'economia di quei paesi sarebbe arrivata anche la libertà e la democrazia in quei paesi. Questo era l'assunto di partenza, che purtroppo viene smentito, è stato smentito dai fatti di quest'ultimo anno. Quindi anche il rapporto economico con questi paesi ha portato per esempio l'Europa ad essere molto fragile, perché dipendente dalle forniture energetiche russe o da quelle iraniane. Ecco, quindi anche questo aspetto, dove il sindacato non fa solo tutela e difesa dei lavoratori, ma vuole partecipare anche alla definizione di una strategia di sviluppo del paese, dovrà
vedere in un'ottica diversa anche i rapporti geopolitici e geoeconomici. Ma soprattutto ricordo questo, che lo sviluppo reale, concreto dei paesi, non solo dei numeri del PIL, ma delle vere condizioni della gente, passa per il lavoro delle donne. Dove le donne non lavorano o sono maltrattate o penalizzate nel lavoro, il paese non cresce. Abbiamo visto molti paesi uscire dalla povertà proprio dando un ruolo di responsabilità, incentivando il lavoro delle donne, lo studio delle donne e la partecipazione attiva nelle donne. Se non c'è questo, e questo deve essere uno degli impegni fondamentali del sindacato, i paesi restano arretrati o fanno dei passi indietro. Infine l'ultimo concetto, quello di pace, che è emerso, guardate, in maniera molto forte, molto toccante dall'orgoglio, dalla passione delle testimonianze di oggi, è che pace non può essere sottomissione. Pace non può essere prevaricazione di una parte dei maschi nei confronti delle femmine, del potente nei confronti del paese più debole. Non può essere questa la pace. La pace è inestricabilmente legata con il concetto di libertà delle persone e con il concetto di giustizia, a partire dalla giustizia sociale. Ecco, quindi la lotta che stanno facendo le donne in questi paesi, in Iran, in Afghanistan, nel Kurdistan, in Ucraina, ma in tanti altri paesi del mondo. Noi oggi abbiamo voluto portare una testimonianza diretta perché le donne davvero sono spinta di liberazione in tanti posti, possono davvero cambiare il destino della storia. D'altra parte l'insegnamento di Tina Anselmi è proprio questo. La storia si cambia con l'impegno di ciascuno. La storia di questo ultimo secolo nel nostro paese l'hanno scritta nel bene e nel male le persone scegliendo da che parte stare, scegliendo e mettendoci la faccia nell'impegno personale, e così sarà anche in futuro. Quindi io chiuderei così dicendo che se noi maschi, guardo gli uomini presenti qui che ci stanno anche seguendo in streaming, se saremmo in grado di essere all'altezza di queste donne, il mondo sarà un mondo migliore. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a tutti per essere stati con noi.